Ha detto: "Mio padre è un guerriero e sicuramente da lassù continuerà a guidare la sua famiglia e tutti i suoi amici". È l'avvocato Fabio Crea, amico di famiglia e portavoce a parlare, una frase che racchiude tutto l'amore della figlia Gloria verso il padre, l'amore di una famiglia che deve accettare la morte prematura del proprio caro. Remo Sernagiotto ha vissuto una settimana fra la vita e la morte, combattendo una battaglia che non è riuscito a vincere. Chiaramente finché non viene decretata la morte, finché non cessano tutti gli organi vitali, la speranza c'è. Lascia un vuoto incolmabile perché da poco tempo aveva riacquistato uno spazio, uno spazio-tempo accanto alla sua famiglia dopo tanti anni trascorsi all'interno delle istituzioni. I funerali di Remo Sernagiotto si terranno tra giovedì e venerdì nella sua città, Montebelluna. Tenuto conto dell'enorme numero di persone che hanno chiesto di partecipare, si dovrà gestire un attimino la fissazione dei funerali per una celebrazione in linea con le ordinanze. Giorni terribili di speranza e dolore, ma oggi la famiglia, ancor più in questo momento, vuole che il nome di Remo Sernagiotto riacquisti la sua onorabilità, in riferimento evidente alla vicenda del processo per Ca della Robinia. Quello che la figlia e la famiglia vogliono è che venga restituita la totale onorabilità al padre per la vicenda che che l'ha colpito, nella consapevolezza dell'assoluta, cristallina personalità, del padre. Ma proprio in queste ore un post su Facebook scatena la polemica e la rabbia. A firmarlo Massimo Vettoretti, presidente Unione Italiana Cechi, sezione di Treviso. Parole shock. Avrei voluto che il processo non gli sopravvivesse, scrive, e attacca Sernagiotto, definendolo un politico che esprimeva disprezzo per le persone con disabilità. La risposta di Crea è immediata e chiara. Gli sciacalli esistono sempre e non mancano certamente neanche in queste occasioni, quando c'è un uomo pubblico è bersaglio, può essere sicuramente bersaglio. Io posso portare testimonianze e non solo documentali di quanti, come chi ha scritto quel messaggio dice di essere, hanno avuto grandissimi aiuti da parte di Seremo Sernagiotto.